Il professor Renato Zambello, professore di ematologia alla Università di Padova, perché chiaramente non c'è solo il Covid, quindi col professore parleremo di una nuova cura molto promettente per uno dei tumori del sangue più comuni, che è quello del mieloma multiplo. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti. Spieghiamo anzitutto quante persone vengono colpite ogni anno e che tipo di malattia è. Il mieloma è un tumore del sangue caratterizzato dall'accumulo di plasmacellule, cioè delle cellule che producono anticorpi a livello del midollo osseo. Ha un'incidenza questa malattia intorno agli 8 casi per 100.000 abitanti, per cui in Italia all'anno ci sono circa 5.000 nuovi pazienti. E se anche la mediana di età di interessamento della malattia è intorno ai 70 anni, la frazione di pazienti ben più giovane è decisamente significativa. In questi ultimi anni le terapie del mieloma hanno permesso di ottenere dei risultati veramente strepitosi, passando da una sopravvivenza mediana di circa 3 anni, grosso modo, circa una ventina d'anni fa, a più di 10 anni, che è quella attesa. Tuttavia la quota di pazienti che con le nuove terapie diciamo così, esaurisce le terapie disponibili, che poi sono sostanzialmente 3 famiglie di terapie, cioè gli inibitori di proteosomi, gli immunomodulanti e gli anticorpi monoclonali, è significativa, e per questi pazienti che si trovano in condizioni ancora non così disastrate, l'aspettativa di vita è di solo pochi mesi. Ecco, in quest'ambito... E come si fa a capire che si ha questa malattia? Quali sono i sintomi? È difficile la diagnosi? Le caratteristiche di questa malattia sono soprattutto l'interessamento osseo, dolori quindi sono all'inizio abbastanza specifici. I sintomi che definiscono la malattia sintomatica sono l'anemia, l'insufficienza renale, l'ipercalcemia e le lesioni ossee. Quindi soprattutto i dolori o l'astenia, la fiacca, sono dei sintomi che possono indirizzare verso questa malattia, ma come vedete sono assolutamente specifici e non sono, è richiesto fare degli esami specifici che ti permette di dimostrare la presenza di questa malattia. Sulla base della clinica si può solo sospettarla, non ci sono dei dati clinici sicuri. Ecco, dicevamo anche all'inizio che c'è in particolare un nuovo farmaco molto promettente. Di cosa si tratta? Come funziona? Questa nuova terapia è costituita da un anticorpo monoclonale, cioè da una specie di freccia che è caricata con un esplosivo, tanto per capirci. Questo anticorpo riconosce un bersaglio sulla superficie della cellula malata che si chiama B-cell maturation antigen, e questo bersaglio, che è espresso in maniera proprio specifica dalle plasmacellule midollari, è colpito da questa freccia, e una volta che questa freccia viene internalizzata dentro la cellula, questa libera la sua carica esplosiva distruggendo la cellula. L'anticorpo si chiama belantamab e la carica esplosiva si chiama mafodotin. Quindi insomma questa tossina, questa carica esplosiva, grazie al farmaco, va a colpire solo le cellule malate e non quelle sane. Esattamente, il vantaggio di questo tipo di approccio è proprio quello di andare a colpire in maniera selettiva la cellula malata. E questo cosa comporta in termini di aspettativa di vita e di qualità della vita? Sì, ad agosto di quest'anno l'Agenzia Europea del Farmaco ha approvato l'utilizzo di questa terapia per pazienti dopo 4 linee di terapia, quindi una situazione al momento molto avanzata, molto critica, gente che non aveva nessuna aspettativa diciamo così, di sopravvivenza se non di pochi mesi, e con questa terapia si è arrivati a superare l'anno. 13 mesi sono i dati riportati dallo studio registrativo, con a fronte di questo vantaggio una situazione di effetti collaterali gestibili, prevalentemente a livello oculare. Ascolti, chiaramente queste malattie hanno un forte impatto anche psicologico, sia sui malati sia sulle famiglie. Qual è l'atteggiamento giusto con cui vanno affrontate? Sicuramente queste, come tutte le malattie croniche, questi pazienti hanno bisogno di un supporto familiare fortissimo, perché intanto ci deve essere la convinzione che, per carità, non sarò io quello che cederà per primo a questa malattia, e questa forza è data dai medici che curano, ma soprattutto dall'ambiente familiare, che deve sostenere il paziente e cercare di farlo reagire al massimo e combattere contro una guerra che, anche se è una guerra lunga, è una guerra comunque che merita di essere combattuta.
E speriamo che questi farmaci davvero ci diano una mano. Grazie ancora al professore Renato Zambello, ematologo dell'Università di Padova, e noi continuiamo a parlare di malattie perché c'è queste sciarpe che vedete, questo numero qua davanti, abbiamo visto questa malattia difficile del mieloma, e ci sono appunto le malattie genetiche rare. Questo numero, il 45510, permette di dare sostegno alla Fondazione Teleton, che promuove la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare. Basta davvero poco, con una telefonata si possono effettuare donazioni anche minime da 2, da 5 o da 10 euro chiamando il 45510, un gesto semplice ma che può fare la differenza trovando cure e medicine a malattie che in questo momento